Ciao ragazzi, oggi sono salito a quota 1800 nelle vicinanze di Forte Naole, uno dei luoghi più integri della montagna veronese. Siamo sul massiccio del Monte Baldo. Sono salito fino a qui perché voglio raccontarvi la scelta di Giancarlo Zanoli, ristoratore di lungo corso della taverna Cus San Zeno di Montagna. Questo è uno dei suoi luoghi di approvvigionamento. Perché cosa trovi qui dove apparentemente non c'è nulla? La carne dei nostri pascoli e proprio qua insomma al pascolo dà qualcosa in più. Certo, ricordiamo che il Monte Baldo viene definito anche il giardino d'Europa per la grande ricchezza di varietà botaniche presenti e questa stessa ricchezza poi finisce nella pancia delle vacche, no? Nella pancia delle mucche, sì. È lì la ricchezza. Più vario sono le quantità di fiori e di erbe, più ricco è il latte, di conseguenza per il formaggio e la carne, insomma, non con insilati ma con prodotti naturali, poi si sente. Prima di salire fino a qui abbiamo fatto tappa alla malga di Ugo Bonafini, che è uno dei fornitori più importanti ed è una figura storica degli agricoltori qui di San Zeno. Allora, questo è un latte intero con le erbe, che 12 tipi di erbe sterilizzate, perché sennò il formaggio fa la muffa, invece così è perfetto, che dopo lo assaggiamo. Bello, guarda che bello, guarda. Con le sue erbette dentro. È quello che cerco io. Certo. Sì, Formaggi che nascono grazie anche a queste erbe. Con che caratteristiche? Ma Ugo intanto è un personaggio sincero del Monte Baldo e mi piace approvvigionarmi di materie prime del territorio per dare nel mio ristorante delle pietanze a 360 gradi e comprare anche i prodotti che si trovano in loco vuol dire aiutare proprio le persone di cui sono anche amico, per cui mi viene anche facile. Certo, se non ci fosse chi come te o altri insomma vengono qui ad acquistare queste cose, c'è il rischio che scompaiano queste figure? Purtroppo bisogna sempre produrre reddito e la concorrenza magari con la pianura o con l'estero, se non ci fossero questo valore aggiunto che spetta a noi valorizzare, penso che sarebbe molto dura, infatti c'è sempre qualche discussione. Dopodiché siamo saliti sul potente jeep di Ugo e siamo arrivati fino qui vicino al Forte Naole e qui dobbiamo dire che lo scenario è incantevole. Pensate che si domina tutta la valle sottostante, è un avamposto di osservazione eccezionale. Quanto costa Giancarlo in termini di sacrifici anche economici approvvigionarsi in questo modo, gestire dei rapporti e avere delle cose sicuramente di più alta qualità, ma presumo anche con costi diversi? Ma i costi forse singolarmente non sono il problema, è solo quello del tempo, che bisogna venire fino qua e purtroppo il tempo è denaro, ma ne approfittiamo per far festa, vedrai che è bello, dai. Comunque è una scelta questa. Sì, è una scelta, il prezzo passa in secondo piano. Anche perché tu sei un figlio del Baldo, anche tu, no? Sì, per cui insomma queste cose le sento dentro, poi alla fine l'euro in più è anche giusto che siano spesi, ecco. Sì. Sosteniamo gli agricoltori, scegliamo le cose che vengono prodotte in loco. E adesso andiamo perché ha detto Ugo che le lasagnette. Avete sentito la voce? No, Giancarlo! Che le lasagnette pronte? Andiamo. Andiamo. Andiamo.